Camelia Arsenov, allenatrice del brunopremi.com Bassano, KO 3-2 in finale regionale Under 16 femminile. Camelia però è stata una partita pazza, come l'avete vissuta voi? Questa era una delle prime partite, diciamo, più combattute, perché abbiamo fatto un campionato dove non abbiamo incontrato grossi difficoltà. Era anche l'ultima prova prima delle finali nazionali. Speriamo in questi pochi giorni, 10 giorni che ci dividono dalle finali, di allenare bene quello che non è stato all'altezza e di riuscire a difendere lo scudetto. Che cosa secondo te non ha funzionato, se c'è qualcosa che non ha funzionato, perché la partita è stata emozionante, insomma, a dir poco? Abbiamo fatto un po' di alti e bassi e secondo me c'era un po' di paura, perché le ragazze non sono riuscite a dare il massimo, non hanno dimostrato quello che siamo abituati a vederli in palestra. Quindi spero che se si mettono un po' di collaborare tra di loro arriveranno anche i risultati migliori. Comunque adesso appunto ci sono le finali nazionali e uno scudetto da difendere. Sì, speriamo che lì si parte con il piede giusto e alla fine di riuscire veramente di difendere e portare un'altra volta lo scudetto a casa. Allora in bocca al lupo a Camelia e a tutto il gruppo del brunopremi.com Bassano. Grazie, alla prossima.